Una notizia di proporzioni epiche ha appena sconvolto il mondo dello sport europeo. E questa volta il nome al centro dell'attenzione è Victor Osimhen. Tifosi del Napoli, siamo tornati con un aggiornamento sensazionale sul destino del nostro ex numero 9. E credeteci, le cifre in gioco sono da capogiro. Come sempre, non dimenticate di lasciare il vostro like, iscrivervi al canale e attivare il campanellino. Perché qui le informazioni arrivano per prime e complete. Oggi vi sveliamo tutti i retroscena della storica trattativa che sta portando Osimhen definitivamente al Galatasaray. Con cifre mai viste prima per un giocatore nigeriano e impossibili da eguagliare per il Napoli. Dopo una stagione in prestito alla squadra turca, Osimhen non solo ha deciso di rimanere, ma sarà anche protagonista di un trasferimento definitivo valutato in oltre 75 milioni di euro. L'accordo tra Napoli e Galatasaray prevede il pagamento suddiviso in due parti. 40 milioni in contanti e altri 35 milioni in un secondo momento. Oltre a una clausola fondamentale che impedisce il ritorno del giocatore nel calcio italiano per i prossimi 2 anni. Ma ciò che sta sconvolgendo maggiormente il mercato è lo stipendio mostruoso che il Galatasaray ha accettato di pagare. Oltre 12 milioni di euro a stagione. Una cifra completamente fuori dalla realtà finanziaria del club napoletano. Fonti rivelano che, lo scorso anno, il Galatasaray si era già impegnato a pagare tale stipendio durante il prestito. Ma ora, per mantenere Osimhen in modo definitivo, i turchi hanno deciso di mantenere lo stesso stipendio. Uno sforzo finanziario che dimostra quanto il club sia disposto a investire pesantemente per brillare in Europa. Il Napoli, dal canto suo, ha visto in questo accordo un'occasione d'oro per bilanciare i propri conti e accelerare la propria rivoluzione. Nella rosa, guidata da Antonio Conte. Con la partenza di Osimhen ormai certa, la dirigenza si è già mossa con acquisti mirati, come Lorenzo Lucca. Oltre a rinforzi difensivi di peso come Buongiorno e Bokema. Ora vogliamo sentire la tua opinione, tifoso del Napoli. Cosa ne pensi di queste cifre stratosferiche pagate per Osimhen? Pensi che il club abbia fatto bene a cederlo per questo importo? Il Galatasaray ha esagerato? E ancora, Lorenzo Lucca riuscirà a colmare l'assenza di questo attaccante nigeriano che ha fatto la storia a Napoli? Commenta qui sotto, la tua opinione è il termometro della nostra community. E, naturalmente, un super grazie a tutti coloro che seguono il nostro canale ogni giorno. Restate sintonizzati, perché il mercato non si ferma, e nemmeno noi.